Adesso continuiamo, allora cambiamo argomento. Che cosa vuoi Parliamo di una cosa dire leggera, al pubblico? una cosa leggera, pena di morte. Perfetto. Come tu hai parlato delle barzellette. Le barzellette possono dire tutto. Le barzellette strammatizzano qualsiasi argomento. È chiaro che bisogna stare attenti a cosa si racconta, perché sono barzellette che è meglio non raccontare mai in televisione, ma questa l'abbiamo fatta tante volte. E siccome insomma la pena di morte è una cosa che purtroppo ancora in qualche paese del mondo esiste, insomma è una cosa che è vero che quando ci sono dei reati particolarmente efferati viene voglia di dire mia chi ci passa a destra, meriterebbe la pena di morte, però una cosa è dirlo, una cosa è attuarlo, che non è insomma il massimo della vita, insomma. Nessuno ci ha dato questa potenza di poter uccidere il nostro simile perché facciamo giustizia, non fare una cosa sbagliata. Sono d'accordo con te. Al di là di quello, siccome noi facciamo anche informazione, la gente ci parla che andiamo solo minchiate, no? Invece ogni tanto facciamo anche informazione da insieme. A proposito di pena di morte, hai presente tu quei film? Hai visto Il Miglio Verde? Come no, bellissimo. Avete visto Il Miglio Verde? Film straordinario. Non è Scagliola Paciduzza particolare, non è Il Miglio Verde Scagliola particolare, è il film con Tom Hanks. Il Miglio Verde, sì. Con Tom Hanks. Completamente. Tom Hanks non... completamente, cioè quello che c'è la pena di morte, la seggia elettrica, €1 che non stato, John Coffey come la bevanda, tu lo visti? Come no? Minimo 7 volte, come te due volte. Ora, dovevano prendere questo detenuto, dovevano giustiziarlo, lui si chiamava... Come? E dimmelo, tanto guarda, io lo potrei dire, ma non ti voglio togliere il piacere di dirlo. Si chiamava John. Si chiamava John. John era nell'ultima stanza, la stanza del condannato a morte, che era l'ultima stanza del corridoio. A un certo punto poi pigliano i secondini, era una serata triste, pioveva fuori, c'era una tempesta, ululava il vento, signora, sai, per 2 serate, una mala seretina, come si suol dire, no? 2 serate che uno dice, ma stasera non c'è un niente, quasi quasi mi faccio fare un colpo di seggia elettrica, ma non è possibile. No, per dire. Se non che insomma c'era sta mala seretina, erano l'11 perché sai che devono aspettare l'ora precisa, a mezzanotte andava giustiziato, vogliela pigliare un'ora prima, ci avevano fatto fare la mappa da mattina, l'avevano fatto fare l'ultima cena, detto così tutto tragico, lo pigliano, ci avevano portato i manetti, io dicevo no, non voglio le manette, voglio percorrere il Miglio a mani libere, come un uomo libero. Giusto? Ok, non c'è problema. Toglietegli le manette, e ce lo vanno i manetti. Insomma, questo passava attraverso questo corridoio, c'erano le celle a destra e a sinistra. Lui salutava i suoi compagni perché prima della pena di morte gli fanno stare da 15-20 anni, no? E così. Ciao Frank, ciao Isaac, ciao Saro. C'era Saro. Hai visto che Saro c'è? Un'altra cena, parlo solo barzellette. C'era Saro, vabbè. Allora Saro. Ciao Saro. Ci vediamo nell'aldilà. C'era Nivoro che ci suonava l'armonica. Che bello che... Tipo film, non è che stiamo fanno. Certo. Arrivano nella stanza della morte, si apre questa porta, si chiude con un tonfo, pum, un rumore sordo per tutto il corridoio, tutto il Miglio. C'era silenzio totale, silenzio scuro dentro, sai, si sentiva questo tonfo dalla porta che ancora echeggiava. Passano 5-10 minuti e si cominciano a sentire schiglie di morte. Ai, fermi, alleggio, ai, si apre la porta, esce un secondino nel corridoio correndo, tornava a barriera, €1. Oh, come siamo combinati? Era bello, non può stare, mi scivolazza, il capo, secondino, che sta succedendo qua? Infatti dice, niente, su come mancava la corrente, lo stiamo ammazzando e chi è cannile. No, ma non è possibile. E non sapevano che fare, capito? Senti, raccontiamone un'ultima. C'è una barzelletta a proposito di sordità, che però non è una sordità, diciamo, patologica, ma di anzianità. Chi ti sente un po' di meno. Un vecchiaretto anziano, insomma, chiedo che ha una vita che travaglia, possibilmente travagliamo combattendo per quindi sto rumore continuo. Sì, sai, chi che travaglia non si va. Avete visto mai chi che fanno tutto in terra, signora? Ma mai l'ha visto? Come no? Che siccome hanno questo, dovrebbero usare loro le cuffie, ma non le usano, per cui poi dopo un lavoro del genere, che poi chissà che fanno questi travagli, sono soggetti alla liscia del catanese. Sì, perché il catanese quando vede che c'è una fossa in terra e c'è uno da India che sta scavando tutto solato, ci sono 40 gradi fuori, c'è un catanese sempre. Si mettono così ai bordi con l'amico, questa è la fossa, c'è chi che travaglia da India e loro guardano, si mettono così io da liano.
Cosa da lì non te la faccio? Ma! Che stanno facendo? Ah, poi da lì no. Che se sto lavando è vita, oh. Ah, dopo che si ammuccono i soldi, io sono lavare, è normale, no, classico? Oppure c'è chi non liscio, sai? Scusi, senta, lei con Mattello, senta, scusi. Chi sarebbe avuto toccato da rana? Vabbè, d'accordo, ma non è che... Era un poco serio chi di... Vabbè, ho capito, un poco. Sinda, e chiedo tutto con un Mattello, manco sentire. Sì. Sinda, signor Mattellatore, con lei sto parlando, Sinda. Sta causa. Sta parlando con me. Sto parlando con lei. Chi? Sì, non è per 2 ore che scava lei. Ma che sta cercando? Di che stai cercando? Sei andato sto liscio. Stai cercando un babbio tesoro? E allora avevo voglia, mi sono stato a Torino, avevo voglia di scavare. Per dire, no? Vabbè. Quindi Il martellatore è là che sta Dopo- lavorando. dopo una vita ce la Sì. diventa anziano. Certo. Arriva a 70 anni, Sì. anche lui arriva Certo. a 70 anni, Certo. va in pensione forse va in pensione, c'era una pensione, meschino siamo dopo una vita che matteria, non ci senti più. Sì. Ora c'erano 2 righisti che erano stati colleghi nella vita ed erano rimasti amici anche dopo la pensione, si vedevano, salvo, si incontravano, ogni tanto si andavano alla putia, non sapevano che fare, erano annoiati, 2 di 74, 75 anni. Bare! Oh! Mi senti? Sì! Io chiamo i gatti! Come? I gatti! Ah, i gatti! Sì! No, perché ho capito i gatti io! Bravo, i gatti! I gatti! Io chiamo i gatti! Sì! Ok! Come? 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 No, come io chiamo? Ah, come io chiamo? Sì. A briscola. Come? A briscola. A briscola, sì. Fai il gatto tu. Gli faccio io, fallo tu. Mena, da potere, non si poteva stare più. Si capiva più. Signore, c'era un potere che stava impazzendo, l'altro se la mandava lui, fa stare a moda, che sta caglia, ma fa. E allora chi susecci io, scusate. Scusate, prego. Qua a briscola è vietata. Come? A briscola qua è vietata. È vietata a briscola. È vietata, dice che non si può giocare, lo capì, è vietata. E allora io chiamo a dama. Ecco, bravi. Io chiamo a dama. Meno male. Io chiamo a dama. Sì. Muovi tu. Muovi tu. Che poi muovo io. Allora prima muovo io, che poi muovi tu. Prima muovi tu, che poi muovo io. O muovi tu che io muovo dopo. Non lo so. Muoviamo tutto noi. Basta che si mettano d'accordo però. Salvo, ne uso 4 ore a sì. muovere. Dama, no, non è così normale, come? Normale. Uci, perché poi non ci sentono e ghiettono uci. Ci devo potere. Scusate, qua a dama non si può giocare. Ah no? A dama qua non si può giocare. Lo capisti? No, non si può giocare. Non si può giocare a dama, non si può giocare a dama. Avanti. Va bene, va bene. Non si può giocare ai gatti? No. A dama, manco. Neanche. Va bene? Guarda che ne facciamo 4 chiacchiere. Così era, non è che... Quando ci stavano levando la vita. Va bene, Giuseppe.